Con oggi si avvia il primo incontro del progetto Sardinia Everywhere, un progetto che mira a coinvolgere le nostre energie sarde all'estero, in particolare il mondo dei giovani, la nuova immigrazione. E in questa fase noi incontreremo le aziende, incontreremo tanti giovani in Sardegna attraverso 4 momenti. Oggi abbiamo partecipato a questo incontro che è naturalmente molto importante per la città di Alghero e perché appunto la continuità territoriale serve per collegarci al resto dell'Italia e del mondo, quindi sono argomenti comunque importanti che oggi siamo andati a trattare. Collegare i 3 aeroporti sarebbe molto importante perché ci sarebbe maggiore disponibilità per quanto riguarda i viaggi e quindi le persone sarebbero più disposte a viaggiare e venire verso la Sardegna piuttosto che andare in altre mete. Io sono un professionista sardo che ha deciso di fare un'esperienza diversa, imparare una lingua, vedere nuovi mercati e crescere come professionista e come persona. Però sono sardo, fondamentalmente sardo, nel cuore. E quindi quando sono stato coinvolto nel progetto di Sardinia Everywhere ho accettato subito. Lo scopo di queste conferenze è quello di presentare il programma annuale dell'immigrazione, approvato dalla Consulta, sulla promozione economica della Sardegna. L'assessore ci ha chiesto, come struttura del mondo e come rete dei sardi del mondo, di fare un salto di qualità. E noi con questi convegni, con queste conferenze, stiamo presentando le attività che abbiamo già avviato su questa scia all'estero. Attraverso questi incontri riteniamo di poter coinvolgere in maniera attiva le imprese per portarle all'estero e creare una connessione forte tra le persone e i sardi che si trovano in questo momento all'estero e le imprese sarde.